A provocare il focolaio di Vo che portò alla morte di Adriano Trevisan, prima vittima ufficiale in Italia a causa del Covid, sarebbe stato un contatto diretto con i due turisti cinesi che a gennaio dello scorso anno sbarcarono a Malpensa con una comitiva di connazionali per una breve vacanza in Italia. Sarebbero dunque loro i cosiddetti paziente zero. La scoperta arriva dall'equipe dell'Università di Padova guidata dal professor Andrea Crisanti. Abbiamo trovato un legame molecolare fortissimo tra la sequenza di virus che ha infettato i pazienti cinesi e le sequenze dei virus che hanno causato il cluster di Vo. La connessione tra la coppia di sessantenni cinesi provenienti proprio da Wuhan e la piccola comunità nei Colli Euganei nel Padovano ha dunque, per il professor Crisanti, basi scientifiche solide, anche se non è ancora stato appurato il momento del contatto. Tuttavia la scoperta evidenzia, per il microbiologo, alcuni errori compiuti nella gestione della prima fase della pandemia che si sarebbero potuti evitare. Alla luce di questa scoperta penso che le misure che dovrebbero scattare sono quelle che poi utilizzano paesi come l'Australia, Nuova Zelanda, Singapore, che ogni volta che c'è un caso chiudono tutto per 3-4 giorni e fanno test per bloccare il focolaio. Questa è chiaramente la strada giusta per bloccare la trasmissione.